Franco Adami, il sistema Prosecco tra distintività e sinergia, a che punto siamo? Beh, dobbiamo precisare subito alcune cose. Prosecco è un nome che è diventato comune a 3 denominazioni, che è caro a tutte e 3 e sul quale dobbiamo lavorare. Chiaramente noi a Conegliano e Valdobbiadene continuiamo e continueremo sempre a legare questo bel nome al territorio Conegliano-Valdobbiadene. Noi siamo l'area Conegliano-Valdobbiadene Prosecco. È l'area tra l'altro dove ha avuto origine questo grandissimo fenomeno. Vorrei ricordare i primissimi vigneti intensamente coltivati a Glera nel Valdobbiadenese, cittadina viticola, e la cittadina scientifica a Conegliano, e lo ringrazieremo sempre con Carpenè, ha dato origine alla prima bottiglia di spumante con scritto su Prosecco. E questo è l'elemento, diciamo, che distingue la vostra denominazione. Invece a livello di sinergia, su cosa si può lavorare? Beh, c'è molto da lavorare in sinergia. E poi c'è quell'altra parola anche con una ideale identità, no? Noi abbiamo 3 denominazioni che hanno una forte identità, quella di Conegliano Valdobbiadene l'abbiamo citata. Lavoriamo insieme per tutelare nel mondo il marchio Prosecco, che è a tutti caro ed è anche uno fra i più imitati in tutto il mondo, tant'è che investiamo anche parecchio denaro come 3 consorzi per la tutela e la difesa di questo marchio. Poi ci saranno e ci potrebbero anche essere altre azioni, ma la prima, e sarà quella fondamentale secondo me, è condividere la storia di questo grandissimo prodotto, perché se non riconosciamo esattamente le sue origini e non le sappiamo comunicare insieme, sostenendoci l'uno con l'altro, non riusciremo a capirci nel momento in cui dobbiamo fare della comunicazione comune.